Il tema della burocrazia per le imprese penso che sia, soprattutto per le imprese ma per tutti i cittadini, penso che sia enorme, per le infrastrutture, per tutto. Il problema della burocrazia credo sia un problema che non riguarda solo l'opera pubblica. Certo. La burocrazia è tutta un'altra partita. Noi sul versante delle opere pubbliche in qualche maniera, grazie all'aiuto, si parlava prima del fare squadra, no? E su questo versante un po' di squadra si è fatta, perché questo governo, io dirò sempre bene di questo governo sul fronte delle infrastrutture, sul resto no. E ha tentato di, come dire, prenderci, di nascondere quella che è stata l'esperienza più positiva che ha dato frutto al passante, la terza corsia e la pedemontana, che era il commissario, cioè l'uomo solo al comando che permette di superare le commissioni, i vincoli e così via. Volevano chiuderlo, volevano cancellarlo, grazie all'aiuto di Beppi, di Confartigianato, CNA, Coldiretti, industriali e così via, si è riusciti a fare pressione sul Parlamento per conservarlo. Tant'è che oggi sulla terza corsia e come dire, sul fronte della pedemontana i commissari ci sono. Bene. Il problema della burocrazia non è tanto e solo sulle opere pubbliche. Il problema della burocrazia è legato alla semplificazione, come dire, al fascicolo delle norme, delle leggi, dei regolamenti e così via. Quello è il punto fondamentale che interessa e io vedo su cui porre mano ancora con più lena nei prossimi mesi, perché in alcune parti vedevo della vostra relazione il costo della burocrazia, che poi è il costo dell'incertezza, stava per 1,7 miliardi nel Veneto. E voi pensate solo, ad esempio, un piccolo esempio, sulla questione ambientale. Sì, Assessore. Quella è la burocrazia, la delegificazione, la semplificazione normativa ci mano di fare in maniera che le nostre aziende, i nostri imprenditori e così via abbiano un quadro di meandri dove muoversi. Benissimo. Questo è per me la lotta alla burocrazia, che significa semplificazione. Assessore Chisso, domande molto precise. Non ci sono i soldi. TAV, quindi alta velocità, non ci sono i soldi. C'è la volontà politica a Roma? C'è la volontà politica in Veneto? Questi soldi arriveranno mai? Si farà la TAV? Prima o poi i soldi arrivano, basta industriarsi, basta cercare vie alternative, basta fare pressione. Diceva bene, veniva detto bene prima, in questi anni noi abbiamo fatto squadra. Siamo arrivati a fare squadra con tutti, ringraziavo prima Beppe, su tutte le partite relative al commissario, e sull'alta capacità, che io chiamo non alta velocità, io chiamo alta capacità, perché il nostro problema non è tanto solo il problema dei treni veloci per i passeggeri, il nostro problema è del rafforzamento dei treni per le merci. Voi avete visto questa ipotesi, 5 anni di lavoro, questa ipotesi del porto offshore, e questa produce cosa? Produce centralità e produce occasioni di lavoro, produce concorrenza rispetto all'altra grande area, che è quella di Rotterdam, Anversa e quella sopra. Se si riesce a far decollare questo, noi abbiamo bisogno di infrastrutture non solo stradali. Si stava lavorando in questi anni per dotare il Veneto, non come veniva detto prima da Paolini, per scassare il Veneto, per dotare il Veneto di quelle infrastrutture che sono state ferme per 30 anni e di cui oggi ne abbiamo assoluto bisogno. Dobbiamo puntare sul ferro, perché ad esempio sulla terza corsia, quella che va a Trieste, oggi si sta facendo la terza corsia, i lavori, i cantieri sono avanti, si vedono. Noi non possiamo immaginare di fare la quarta e la quinta. Bisogna assolutamente nei traffici est-ovest rafforzare la modalità ferro, perché sennò sul serio non ci si sta più. Da questo punto di vista è fondamentale l'alta capacità, quindi significa cosa? Significa il quadruplicamento dei binari. Perché guardate, sulla linea Padova, Vicenza, Verona, Milano, capacità 250 treni giorno, oggi siamo all'utilizzo di circa 190-200 treni giorno. Se tu potenzi il traffico merci non ci stai più, ecco perché serve il quadruplicamento. Quindi quadruplicamento, alta capacità, alta velocità è conseguenza.
Ci sono le risorse per farlo? Io sono convinto di sì, si sta venendo avanti, sicuramente i governi hanno di destra, sinistra, centro e così via, hanno privilegiato l'asse nord-sud, ma in questi ultimi anni si sta lavorando e stanno venendo avanti con il finanziamento, sono arrivati a Brescia, con il prossimo riparto di legge obiettivo arrivano a Verona, e nell'arco del prossimo anno o anno successivo ci sarà sicuramente i finanziamenti per proseguire da Verona fino a Padova. Nel frattempo si va avanti con la definizione, cose di questi giorni, del progetto definitivo, che è quello fondamentale. Quindi su queste opere, sulle opere ferroviarie, io sono convinto che è il progetto lungo la A4, che è non quello basso. No, stiamo parlando di Venezia, parliamo di Verona-Padova. Stiamo parlando in questo momento di Verona-Padova. Verona-Padova, pardon, mi scusi. Quello è il progetto, si sta andando avanti con il progetto definitivo e quindi io sono molto, come dire... Il nodo Vicenza è stato sciolto? Ma guardi, allora, per capirci, ormai è letteratura questa. Parliamo di alta capacità, alta velocità, progetto preliminare di quadruplicamento approvato nel 2006 in CIPE, che non prevede il nodo di Vicenza. Perché? Perché a quel tempo... Il nodo è la fermata a Vicenza, per capirci, no? No, va bene, poi quello delle fermate è un'altra cosa. Non c'è il quadruplicamento tra Montebello e Grisignano, cioè il nodo di Vicenza. Perché? Perché con Ferrovie, con RFI, con Moretti, in quel tempo, per poterlo portare in CIPE, quindi anche con ipotesi di finanziamento, abbiamo detto, anziché arrivare con un brodo da 6 miliardi, voi ricordate, c'era ancora il tunnel sotto Vicenza e così via, è meglio arrivare con un brodo da 4 miliardi e mezzo. E quindi si è scelto di fare l'approvazione del progetto definitivo senza il nodo di Vicenza, sapendo che comunque i treni veloci o i treni merci possono passare ugualmente anche sul nodo di Vicenza. Quindi abbiamo fatto fase 1 fuori, tutto il resto, fase 2 nodo di Vicenza. Abbiamo diviso in fasi perché non saremmo mai arrivati. Ecco. Oggi, dopo 6 anni, 7 anni di approvazione del progetto definitivo preliminare, si è arrivati anche alla soluzione con le comunità locali del nodo di Vicenza, che adesso viene ricompreso nel progetto finale. Un'ultima cosa, un'ultima annotazione mi permette su questo. È vero, si è in ritardo da questo punto di vista, ma questo è uno degli esempi della straordinaria follia burocratica, chiamiamolo così, del nostro paese, non del Veneto, dell'intero sistema paese. Nelle altre tratte si è andati avanti. Allora, l'alta capacità, l'alta velocità parte nel 1992 con lo Stato che dice, bene, individuo questi concessionari, fatevi l'alta capacità. Arriva un altro governo nel 98 e dice, no, cari concessionari, non fatela più voi, fatela fare, la deve fare RFI. Cambia un altro governo nel 2002, ritorno indietro, devono fare i concessionari. 2006 non più concessionari il RFI, 2008 cambia il governo, concessionari. In tutta questa logica, tanto per capirci, in altre parti sono andati avanti, in questa parte i concessionari di allora hanno aspettato, hanno detto, ma forse anziché, visto i tempi che corrono, anziché andare a spendere dei soldi, no, è meglio che con tutti questi passaggi incassi. Questi passaggi di qua e di là comportano un lodo di 180 milioni di euro, cioè 180 milioni di euro per il solo fatto burocratico, legge da una parte e legge dall'altra. Fino a qualche tempo fa se ne erano stati calmi, incassiamo questi, adesso si sono cominciati a muovere e a dire no, forse vogliamo farla noi rispetto alle leggi. Quindi qualcosa si sta muovendo. È ipotizzabile un anno per la realizzazione, per averla? No. Se vuole che racconti una bugia, lo dico un anno, ma questa è una balla colossale, cioè a dire 2020, 2030, tanto per capirci. Noi poi possiamo dire l'occasione dell'Expo per rafforzare la nostra ferrovia e quindi fare la tratta Verona-Padova l'abbiamo già persa, perché nel 2015 c'è l'Expo,
se domani mattina dovessero partire i cantieri, e non è domani mattina, sarà fra 3 anni, se domani mattina dovessero partire i cantieri si concludono nel 2016, sono 4 anni di lavoro per robetti di questa natura, e quindi l'occasione Expo l'abbiamo già persa. Qui si sta ragionando su un orizzonte temporale di 6-8 anni. Ok, ultima domanda. Parliamo tanto di città metropolitane, ma a me le città metropolitane fanno venire in mente la metropolitana di superficie, che è un elemento di connessione di cui si parla da molti anni. Ci fa uno stato come sta andando? Cioè quando la avremo? Quando avremo il primo vagone, il primo treno che correrà su questa linea della metropolitana di superficie? Diano notizie ai giornali, sono le agenzie anche oggi. No, ma non è diamo un po' di notizie. Non è questione di fare gli scoop. Lo scoop è che le funzioni... scoop, informazioni. Lo scoop sarebbe quello che i treni per i pendolari, i treni normali funzionassero bene. Questo è un altro paio di maniche. Cosa che in questo periodo non c'è, soprattutto in questo periodo. No, metropolitana di superficie. I lavori sono completati, salvo il piccolo sulla parte centrale, Venezia, Padova, Treviso, salvo i lavori ancora in corso sul nodo della Gazzera, quindi da un punto di vista infrastrutturale ci siamo. Si sta andando avanti con i lavori sulla sulla seconda fase, quindi Vicenza-Treviso, Treviso-Conegliano, Padova-Monselice e Quarto d'Altino Sand-Portogruaro. Si sta andando avanti con i lavori. Però abbiamo chiuso un altro tipo, quindi infrastrutture si sta andando avanti. Abbiamo chiuso peraltro con Trenitalia, perché oggi gli interlocutori sono quelli, poi vedremo più in là quando è la possibilità, per l'avvio da giugno del prossimo anno dell'orario cadenzato. Cioè dire i treni cadenzati per ogni linea, no? Non arriveremo alle frequenze della metropolitana quando sarà in funzione, quando sarà completata, però intanto iniziamo con i treni cadenzati, quindi su tutto il territorio veneto, e quindi questo evita il problema soprattutto dei ritardi, perché tu sai che ogni tot minuti evita il problema del sovraffollamento, perché si cominciano a mettere in rete i treni nuovi che abbiamo acquistato come regione, te lo ricordi? Quindi i treni ci sono? I treni stanno arrivando. Noi abbiamo, dopo 1000 peripezie con la giustizia amministrativa, Bellati di quello di cui parlava prima, siamo andati a perfezionare l'acquisto di 32 treni nuovi nel dicembre del 2000. Quanto costa un treno? Noi siamo su quota di 7 milioni con 7 carrozze, più o meno. Siamo andati, no per carrozza, totale, con motrice e così via. No. Se no compriamo i Lego, no, infatti prima. Noi abbiamo avuto il finanziamento della regione, ne compriamo 31, i primi 2 sono arrivati, sono appena arrivati. Mentre la metropolitana di superficie a regime quando ci sarà? La metropolitana di superficie è questa. Sì, ma a regime si parte con gli orari cadenzati. Ma io credo che a regime ce ne serva un'altra trentina per arrivare a regime, intendiamoci, per arrivare a un treno cadenzato ogni quarto d'ora 20 minuti. Okay. Serve un investimento ulteriore di un'altra trentina di treni. Quindi è una questione di tempo, ma di treni. Ok.